Si chiama Mogliano nel Cuore, il nuovo progetto di cardioprotezione della città, e nasce dalla collaborazione tra l'assessorato allo sport e l'associazione sportiva Outdoor Nordic and Wellness. Possiamo dire finalmente che Mogliano è diventata una città cardioprotetta. Abbiamo installato 29 defibrillatori in tutto il territorio moglianese, incluse le frazioni, in quelli che erano, diciamo, i luoghi più sensibili e ad alto scorrimento di pedoni o di vita sociale, insomma. Facendo così abbiamo garantito sostanzialmente un defibrillatore per ogni 1000 moglianesi. La seconda fase del progetto inizierà proprio con l'avvio del nuovo anno e prevede la distribuzione di una mappa a tutte le famiglie che darà la possibilità di identificare la posizione esatta dei nuovi defibrillatori e di quelli già installati in precedenza. La seconda fase del 2023 prevede però anche un importante periodo di formazione e partiremo proprio da quelli che sono le persone che agiscono all'interno delle associazioni di quartiere, che quindi rappresentano tutta la cittadinanza, proprio per fare un'attività di formazione concreta e diretta e che possano diventare, diciamo, dei nuovi cittadini attivi e che possono anche saper utilizzare questi che sono dei dispositivi importanti per salvare le vite.